Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Presidente Sandro Trevisan, a Caorle torna protagonista il rugby, anzi il beach rugby. Sì, il beach rugby che in Italia sta sempre prendendo più piede, lo stiamo sviluppando, c'è ancora tanto lavoro a fare perché sarà importante coinvolgere nei prossimi anni subito anche il settore giovanile, in modo che effettivamente si crei un gruppo di giocatori che è interessato a questa disciplina. È uno sport che è divertente, è molto divertente soprattutto per i bambini, che li abbiamo provati l'anno scorso nella tappa Vittoria, quindi sicuramente è un'attività da sviluppare anche a livello giovanile. Oggi abbiamo la tappa per il campionato nazionale, la tappa che sta andando molto bene, le squadre chiaramente si divertono sempre molto e quindi è una bella giornata di rugby in spiaggia. Non è certo la prima volta che Caorle ospita appunto un evento di beach rugby, ma rispetto all'anno scorso in che cosa si differenzia? Beh, diciamo che l'anno scorso avevamo la tappa Vittoria che chiaramente va un po' a rotazione in tutto il territorio nazionale, quindi quest'anno sarà a Rosolina la prossima settimana. Chiaramente riusciamo sempre a organizzare tutto questo anche perché abbiamo il comune di Caorle che è sempre molto disponibile, che ci aiuta e ci sostiene sempre nella nostra attività, e che chiaramente approfitto per ringraziare pubblicamente. Lei prima diceva che questo movimento del beach rugby in particolare va sostenuto, va aiutato. In particolare, oltre al fatto di promuoverlo tra i giovani, di che cosa ci sarebbe bisogno? Sicuramente avremo bisogno di individuare più sponsor che possano sostenere l'iniziativa in modo da renderla più appetibile, più interessante e poter fare degli investimenti anche in termini di visibilità. Questo chiaramente è un passo che dovremo fare e che sottoporremo adesso anche come idea al Consiglio federale, e vediamo, insomma, dobbiamo crescere anche in questa attività perché è un'attività che effettivamente è divertente, ha tanta visibilità, però bisogna strutturarla forse in maniera un po' più professionale. Eppure comunque i riscontri positivi non mancano, lo si è visto anche la settimana scorsa quando si è svolta una tappa di un famoso torneo in quella di Montebelluna nel Trevigiano. Sì, lì abbiamo fatto una tappa tutta al femminile perché stiamo lavorando tanto come Comitato Regionale Veneto anche col settore femminile. Quest'anno abbiamo fatto 10 tappe di rugby a 7 a 15 e in più appunto anche questa tappa di beach. Quindi il femminile sta crescendo tanto, sta crescendo però perché anche c'è attività di supporto naturalmente, quindi dobbiamo continuare a lavorare. Oggi il movimento femminile è più o meno il 7-8% del movimento maschile e dobbiamo portarlo almeno a un 30-35%. Secondo me questi sono numeri assolutamente realizzabili, anche perché quando parte il volano il passaparola diventa fondamentale e quindi dopo ci sarà una divulgazione molto veloce. E non si ferma certo qui il beach rugby in Veneto, anzi ci saranno prossimamente altri appuntamenti. Sì, abbiamo appunto la prossima settimana a Rosolina dove ci sarà la tappa Vittoria e poi abbiamo la settimana successiva il Pago, dove la classica tappa sulle rive del lago di Santa Croce. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.